Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Ed eccoci qua, ritornati su una nuova puntata di Crossroads, fan di Radio Libertà. Allora, oggi, invece di partire con le solite consuete 5 canzoni, volevo prendermi qualche minuto per parlare di qualcosa che mi è capitato di sentire la settimana scorsa. In realtà è un'intervista alla band dei Pinguini Tattici Nucleari del 2023 sul canale di Breaking Italy, dove parlavano un po' in generale della loro carriera, e il tema poi è andato su un argomento specifico, ovvero lo stato attuale della musica metal in generale. Ed è lì che volevo soffermarmi su una cosa. Allora, tra il cantante e il chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari avevano espresso quella che era la loro opinione, cioè che il metal era ormai un genere destinato al tramonto, morto, e che non aveva innovazioni almeno dai Metallica o gli Iron Maiden. Gli unici che avevano citato di band moderne erano i Bring Me to the Horizon, e insomma, secondo la loro opinione era: il metal non riesce più a riempire gli stadi, quindi sarebbe un genere che non si è rinnovato negli anni e non sta andando verso il tramonto. Ecco, dato che come ogni settimana portiamo anche qui su Crossroads un brano metal, ovviamente uscito tra il 2024 e il 2025, come un po' la politica del programma, vorrei fare un invito ai Pinguini Tattici Nucleari, dato che su tutto il resto del discorso lo hanno fatto gente prima di me su TikTok e su varie altre piattaforme, ed erano tutti discorsi assolutamente corretti. Ma quello che voglio far notare ai Pinguini Tattici Nucleari è che qui in Italia abbiamo un grosso problema con il metal e siamo rimasti fermi a 30 anni fa, perché in tutto il mondo ci sono festival enormi dedicati al metal, band incredibili che fanno numeri enormi, come gli Sleep Token ad esempio, o i Lorna Shore, o Ronny Radke, che però non mi piace molto, però fa comunque dei numeri enormi con il metal. Quello che bisognerebbe cercare oggi in Italia è di dare un minimo di spazio e di minimo di visibilità a quegli artisti che hanno evoluto il metal e non sono rimasti, cari Pinguini Tattici Nucleari, come avevate detto, quello che è il personaggio, lo stereotipo tipico del metallaro. Quindi capelli lunghi, giubbotti di pelle, atteggiamento da duro, scontroso con tutti, un po' elitario. No. Ci sono ad esempio, come proporremo oggi, artisti come C. John che fanno metal, lo fanno in maniera totalmente innovativa. Lui è un pazzo incredibile, ma fa una musica che è fottutamente geniale. E il problema è di chi non dà ascolto e non dà spazio a questi ragazzi che meritano di avere spazio e di essere ascoltati. Quindi il problema, semmai, e dato che vi interessa molto lo stato del metal, provate ad ascoltarli, provate a dargli uno spazio e vedrete che il metal è vivo e vegeto. Ora, dopo questo piccolo preambolo che ci tenevo a fare, andiamo con la prima canzone, oltretutto non metal, però rock, un altro genere che secondo alcuni è destinato all'estinzione, invece è vivo e vegeto e c'è grande innovazione. Quindi abbiamo i San Levigo con la canzone Viaggi onirici al piombo. Due revolver sulla tempia, pronti a esplodere in un colpo, freddi come la vendetta,
via, osservano il proprio bersaglio. Tra le strade di campagna, bombe cadono dal cielo. Cerco ancora una salvezza nascosto nell'oro del grano, ma le palpebre si aprono ed io scompaio. Rinasco il giorno dopo, prima di ogni sparo. Poi ci scoprirai, violenze viste mai, reazioni al piombo, una forte rincorso. Il dubbi che fai, diranno che cos'hai, reazioni al piombo, una forte rincorso. Labirinti liminali per un cuore di ragazzo, uomini troppo eleganti scrutano la preda in branco, le armi per difendersi, la fuga e il pianto. Mi supplico, non merita una morte in mano. Poi ci scoprirai, violenze viste mai, reazioni al piombo, una forte rincorso. Il dubbi che fai, diranno che cos'hai, reazioni al piombo, una forte rincorso. Eccoci tornati, fan di Radio Libertà. Come potete vedere, il rock anche è ancora vivo e vegeto. C'è ancora chi lo riesce a fare in maniera creativa e non siamo rimasti fermi, nel caso del rock, agli AC/DC o ai Led Zeppelin. Guarda che strano, pinguini tattici nucleari. Allora, ora parlando di cose decisamente più interessanti, dei pinguini tattici nucleari, i San Levigo, ecco, questa band romana ormai attiva da all'incirca una decina d'anni, che usciranno presto con il loro nuovo album. Questo è il primo singolo che hanno rilasciato e hanno mostrato comunque un'evoluzione rispetto al loro sound classico che rientra un po' nel canoni del pop rock, nell'indie rock, che in Italia soprattutto comunque è sempre goduto di buona salute, però hanno deciso di portare avanti un'evoluzione comunque del loro sound, aggiungendo degli elementi anche più psichedelici rispetto a quello che è il loro classico stile musicale. E comunque hanno portato anche un significato tutto loro comunque a questo brano che, ecco, parla essenzialmente di quello che è un disagio interiore, appunto. Ci sono figure retoriche di scene violente, appunto. Si parla appunto di bombe lanciate sulla campagna,
di una campagna come figura retorica che riguarda un po' lo stato d'animo che l'autore del brano, ecco, si portava dentro in quel momento. Anche un'esplorazione interiore di quello che è di quello che può essere una parte più oscura dell'io, di accettarlo e di in questo modo anche combattere i propri traumi e i propri incubi interiori. Ecco, questa qui secondo me è una di quelle band che ne vale davvero la pena dare una possibilità di ascoltare, perché a discapito di quale genere vi può piacere o meno, riescono a fare una musica innanzitutto che è accessibile per tutti, ma non è mai scontata. Cioè non è i testi non sono mai un qualcosa di banale, c'è sempre un'analisi profonda di quello che è il testo e riguarda sempre dei temi piuttosto importanti, ecco. E oltretutto stanno dimostrando, come questo singolo esprime chiaramente, una voglia importante di evoluzione del proprio stile, ed è un qualcosa che secondo me deve essere premiato, perché non è adagiarsi sugli allori. Cioè va bene, nulla in contrario contro chi ad esempio come i Maneskin hanno cercato una loro formuletta e non si sono mai discostati troppo da quello. Però per quanto mi riguarda, quello che riguarda i miei gusti musicali, e spero che la musica mainstream ritorni ad essere al più presto, ecco, un modo sempre di dare priorità, ecco, alla creatività e all'inventiva, piuttosto che alla formuletta facile che può essere radio friendly e poco ispirata, ecco. Si parlava prima appunto dei Pinguini Tattici Nucleari. Più o meno i San Levigo vengono da un mondo più o meno simile, cioè i Pinguini Tattici Nucleari vengono allora anche loro da un mondo più che altro indie. Però ho notato negli ultimi anni una loro tendenza a una formula troppo facile, ecco, molto molto facile, che può essere buona per un grande pubblico, ma che secondo me danneggia ancora di più il loro lato artistico. E questo purtroppo è quello che ti porta ad oggi il mainstream, soprattutto italiano. Cioè esistono due grandi macro sezioni dell'anno in Italia, se vuoi avere successo, che sono Sanremo e il periodo estivo. Quest'anno un pochettino meno, e ne sono anche contento, perché non siamo stati ammorbati troppo da hit dell'estate, e il che è solamente positivo. Però ritornare a scrivere, a pensare musica in maniera artistica sicuramente non può fare male a quello che è anche l'abitudine di chi ascolta. Una volta erano le stesse case discografiche a dare a valorizzare di più. Mi viene in mente banalmente l'Atlantic Records, che impedì che Starway to Heaven diventasse un singolo per non limitarne la portata della canzone. Ed ecco, secondo me in Italia oggi avremmo bisogno di più esempi come i San Levigo, che fanno una musica che non è, secondo me potrebbe tranquillamente passare in radio in qualsiasi altro paese ed avere successo, perché non è qualcosa secondo me di accessibile anche al grande pubblico. Però è qualcosa fatto con dignità, è qualcosa fatto con una visione artistica della musica, e dovrebbe essere questo lo spirito che
guida un artista a fare musica. Per questo vi consiglio e vi invoglio a dare una possibilità a questi ragazzi, perché secondo me meritano di avere molto di più di quello che hanno raccolto fino ad ora, e se proverete a dargli una possibilità vedrete che vi potrete affezionare, diventerà una band che vi seguirà lungo tutto il corso della vita. Quindi mi raccomando, provate a dargli una possibilità. E ora, a proposito di nuove promesse italiane, secondo me, che sono molto molto valide, che potrebbero e dovrebbero avere una possibilità, andiamo con Lauryn con la canzone Doppio Fine. Non c'è sempre dietro un doppio fine, lui grida. Dico cose ma si fa per dire il mio stile. Salto sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Non c'è sempre dietro un doppio fine, lui ride. Dico cose ma si fa per dire il mio stile. Salto sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Nulla di nuovo. Ultima volta che mi davanti, se devo essere la metà di me, se non il mio gesto poi ci vedi un segnale. Dirlo già lo detesto, ma ci avrei quasi scommesso. Mi spieghi cosa hai capito? Non credo di aver trasmesso l'idea di uno che vuole prendersi il gioco delle persone, che male si illude. Non c'è sempre dietro un doppio fine, dico cose ma si fa per dire il mio stile. Senti sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Non c'è sempre dietro un doppio fine, lui ride. Dico cose ma si fa per dire il mio stile. Senti sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Occhio a non essere troppo distratta, non vedi come ti guarda. Vorrei evitare di dare speranza, vorrei vederti ti obbligare a dover mettere distanza. Se è così vero che il karma rimbalza, ti faccio un esempio ma mettere in pausa. Ci hai visto una pausa ma stavo spostando la sciarpa. Dirlo già lo detesto, ma ci avrei quasi scommesso. Non credo di aver trasmesso l'idea di uno che vuole prendersi il gioco delle persone, che male ti illude. C'è sempre dietro un doppio fine, dico cose ma si fa per dire il mio stile. Senti sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Non c'è sempre dietro un doppio fine, lui ride. Dico cose ma si fa per dire il mio stile. Senti sempre troppo oltre il confine sottile, ma non trovare niente fra le righe. Ed eccoci tornati, cari fan di Radio Libertà, con Lauryn con Doppio Fine. Ecco, qui ora vi devo confessare una cosa, cioè il mio grande amore per la musica R&B e la musica soul, e veramente una rabbia incredibile nel constatare che in questo paese è praticamente pari a zero a livello musicale, gli artisti che portano questi generi. Se in America hai un grandissimo seguito di fan per grandissime artiste come Alicia Keys o Lauryn Hill,
qui in Italia è veramente un qualcosa che passa veramente sotto traccia, ce n'è pochissimo e sono stato veramente folgorato quando ho scoperto di questa ragazza scrollando in realtà su TikTok e guardando questo video che la consigliava tra i migliori artisti emergenti e sono rimasto veramente colpito perché è un genere che, come detto, qui in Italia è veramente raro da ascoltare perché di solito il pop è più o meno sempre lo stesso, c'è poca commistione con altri generi e risulta sempre abbastanza banale. Invece qui soprattutto quello che mi ha veramente sorpreso è la costruzione musicale di questa canzone che riusciva a unire tanti generi affini e che stanno anche molto bene, secondo me, mescolati insieme, come appunto vi ho già detto il soul, l'R&B, anche con un pizzico di jazz e di musica elettronica. E oltretutto un'altra cosa che ho apprezzato davvero tanto di quest'artista è la sottile ironia con cui è riuscita a lanciare il messaggio che voleva porre nella canzone, cioè è un testo che velatamente denuncia, come dire, un certo tipo di approccio sbagliato che si ha durante dei rapporti con le persone, ecco, in cui dei gesti possono essere fraintesi oppure totalmente, come dire, totalmente visti sotto una prospettiva diversa rispetto a quella che sono realmente. Ed è veramente questa ironia sottile nel scrivere una canzone, nel lanciare un messaggio che mi ha colpito anche molto, perché in un'epoca dove il messaggio è sempre molto diretto, dove la gente anche chiede e pretende un qualcosa che sia diretto e che ti sia proprio sbattuto in faccia senza neanche provare un minimo a ragionare su quello che si ascolta, elaborare un pensiero, o cercare di capire quello che è il messaggio dietro una canzone. Comunque vedere qualcosa che non è così diretto e che utilizza anche giochi di parole, comunque anche un modo simpatico appunto per lanciare un messaggio senza che qualcosa ti sia sbattuto in faccia direttamente, secondo me è una bella ventata d'aria fresca condita appunto a questo tentativo di portare avanti un qualcosa che sia diverso dal solito pop banale che purtroppo in questo paese siamo abituati ad ascoltare. Ed essendo oggi una puntata appunto dedicata ad artisti italiani, secondo me era un brano che era molto quadrato, molto centrato e che andava molto bene per questa puntata e che appunto, come dicevo prima con i San Levigo, vi consiglio di ascoltare assolutamente. E ora tra pochissimo andiamo in pausa, ma prima mi raccomando preparatevi perché la prossima canzone viene secondo me dall'album Furesta della Niña, secondo me l'album più bello uscito quest'anno. Mi raccomando, ritornate tra poco qui su Radio Libertà, andiamo in pausa giusto un minutino. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ed eccoci qua tornati, cari ascoltatori di Radio Libertà, e come vi avevo anticipato andiamo subito con la canzone della Niña dall'album, a mio avviso, più bello uscito quest'anno in Italia, quindi andiamo con Guapparia della Niña. Guapparia miezari, strangheti e recroceror, tiene sante pirati, ma non piagna pacchi mor. Guapparia signori, tutta in de bella cor, che venduto per toilir, a chi t'ha rubato l'or. Senza amore non si canta, senza amore non si suona, senza amore, Guapparia non tiene ancora. Guapparia cammani, tutto munna guarda, ma si muore una scambia, a girata capalla, tarantelle Guapparia, che sta donna sta città, da puttane compagnia, da nessuna va scusa, senza amore non si canta, senza amore non si suona, senza amore, Guapparia non tiene ancora. Ed eccoci qua tornati, ascoltatori di Radio Libertà. Ecco, allora, vi devo dire che questa canzone, come ogni canzone di questo album incredibile, è un colpo veramente al cuore, bellissimo per chiunque abbia un parente, parenti del sud, o venga dal sud o sia cresciuto appunto al sud. Nel mio caso, appunto, avendo una mia madre che viene dalla Puglia, e ascoltare questo album è stato quasi sbloccare un ricordo, cioè una delle cose più belle che più mi piacevano quando andavo in vacanza, quando ero andato in vacanza in Puglia. Appunto nel paese di mia madre ospitava questo festival di musica folk, e veramente questa canzone su tutte mi ha sbloccato proprio il ricordo di quei momenti bellissimi, perché era una delle cose che mi era piaciute di più. C'era musica di artisti da tutta la Puglia, di musica folk, non solo, anche con ospiti internazionali,
e mi era piaciuto veramente da morire. E appunto ascoltare questo album è stato praticamente fare un tuffo nel passato, perché veramente ti abbraccia con questi suoni che ti ricordano proprio quel tipo di musica popolare, folk, che c'è in quelle zone. Oltretutto, proprio ti riporta a momenti anche molto, che possiamo chiamarli anche caserecci, cioè c'era l'abitudine di, se una chitarra, un po' di nacchere, si creava il ritmo e si cantava. E questa canzone me l'ha ricordato tantissimo, per cui è stato un tuffo anche nei ricordi e nel passato, e questo è una delle cose che più mi è piaciuta sentendo questa canzone. Ma appunto è proprio in un mondo della music business italiano, dove c'è questa frenesia del portare la cosa più semplice, più omologata possibile. Questa qui è proprio qualcosa che va in tutt'altra direzione, cioè prendere una musica molto molto antica, anche in certi casi si parla di 50, 60, 70, 80 anni fa, e riproporla ai giorni nostri. E secondo me è stato fatto un lavoro magnifico, perché va a riprendere tutta una tradizione. Oltretutto c'è una piccola chicca anche, cioè c'è come dire, l'uso anche di uno strumento a me molto caro, che è in questa canzone, che è la chitarra battente, che è un tipo di particolare di chitarra che diciamo si suona in determinate zone, appunto tra la Campania, alcune zone del Lazio, e appunto il Gargano, il paese dove proviene mia madre. E questa chicca è che uno dei più grandi esponenti, diciamo, di questo stile artistico e di utilizzo di questo strumento musicale era lo zio di mia nonna, quindi è comunque qualcosa a cui sono legato, anche perché essendo di famiglia è un po' un orgoglio, ecco, avere uno dei più grandi maestri dell'utilizzo in questo strumento, che fa parte della propria famiglia. E quando ho sentito la canzone, ho sentito il ritmo della chitarra battente, veramente mi è innescato qualcosa che mi ha reso davvero felice. E secondo me questo è un prodotto dove veramente dovremmo andare fieri, perché è un qualcosa di studiato e costruito molto bene, un utilizzo di strumenti che riporta al passato, che ti fa riscoprire la musica di una volta, qualcosa che ormai sta andando sempre più in disuso, e vederla anche dal vivo è qualcosa di spettacolare, perché ti richiama proprio quel vecchio modo di fare musica, dove tutto è possibilmente uno strumento, quindi dove c'è fortissimo l'utilizzo delle mani, quindi per creare ritmo, dove tutto può essere uno strumento. Ed è qualcosa di veramente, veramente figo, che mi porta a dire che questo è stato l'album dell'anno per quanto riguarda l'Italia. Secondo me non uscirà assolutamente niente di meglio, e avere un artista del genere che riesce a portare un qualcosa di così personale, di suo, in una produzione, secondo me è solo un valore aggiunto, anche perché dà un respiro nuovo a quello che è il modo di fare musica, dove l'italianità anche o la regionalità della musica sempre di più si sta perdendo, ed è veramente un grandissimo peccato, perché vorrebbe dire rinunciare a una cultura storica importantissima, che non sarebbe poi più recuperabile, cioè qualcosa che va anche oltre la musica. Questo album è veramente come imprimere appunto su un nastro, su un disco, imprimere un pezzo di storia, perché
è veramente stai riportando in vita qualcosa che rischia quasi l'estinzione, cioè non è difficile, sempre più difficile sentire e apprezzare queste cose. Chi fa questo tipo di musica, come dire, è difficile trovarlo a dei livelli alti. Comunque la Ninja è sui 300-400 mila ascoltatori su Spotify, e vedere che così tanta gente l'apprezza e ha apprezzato il suo album, tanti critici ne hanno parlato molto bene, è qualcosa di bello e di rassicurante, perché è veramente qualcosa che va oltre la musica e che preserva tantissimi anni, direi anche secoli di cultura, perché una musica popolare si va a sviluppare su un periodo di tempo lunghissimo, si creano delle tradizioni che sono veramente secolari, e questo qui è un'operazione che appunto secondo me va oltre la musica, e la Ninja ha dato un grandissimo servizio a tutto il paese, preservando una parte della sua cultura. Per questo secondo me la Ninja ha fatto l'album dell'anno in questo paese. Per andare ora verso la quarta canzone andiamo su un po', questo io ci tengo a dirlo, è un pochettino una dedica a mio fratello, perché è uno dei suoi artisti preferiti, e ho deciso di dedicargli una canzone, quindi andiamo dall'ultimo album di Marrakesh con Vittima. Quando mi arrendo al mio lato peggiore, coltivo il risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno, a parte me stesso. Marrakesh è un mondo di vittime. Senti, se guardi indietro lo sai che non sei di vetro. Hai retto di peggio eppure temi di cedere sotto il peso. Che farai adesso? A chi darai la colpa? Alla tua zona, agli istituti, a una famiglia storta? Tu vuoi raccontarti che sei stato vittima, che rispetto agli altri la tua rabbia è più legittima. Quante volte hai pensato di farla pagare a tutti? Sei solo riuscito a farti pagare, non li hai distrutti. Nessuno credeva in te, allora ci hai creduto troppo tu, fino a identificarti in ciò che ti hanno tolto, senza più cercare né confronto né conforto, sostituendo amore col controllo e con lo scontro. Pianti di sciacalli, hanno qualcosa poi da vendere. Accogli i traumi, cerca una scusa che è più semplice per ricascarci, per essere debole. Temi una cosa così tanto che la fai succedere. Le tue radici recidi da vittima, se lo subisci lo infliggi, sei vittima. Tutti smarriti, feriti in profondità. Chi lascia il passato e chi non ce la fa. Non mi convinci, ti esprimi da vittima. Questi vestiti cuciti da vittima. Se lo decidi ti pigli quello che verrà. Nessuno si prende responsabilità. La gente non possiede niente, solo la dignità. Chi piange pubblicamente come fa? Così a rivista che monetizza l'umiliazione. Ed altra gente triste che assiste, così è migliore. Non fa per te, che resti lì silente, resiliente. Nel tuo patologico bisogno di conferme, di tenere strette le cose fino all'asfissia, come se tutto stesse sempre per scivolarti via. È tutto in testa, hai blocchi perché ancora ferma i blocchi di partenza. Credi di meritarti questa merda, una sentenza. Temi il dolore, poi ti affezioni e dipendenza. Se non perdoni loro non perdonerai te stessa. Quindi cambia, perché lo sai che piangere non è abbastanza. Non è sul serio se ti lascia intatta. Il sangue più denso dell'acqua è macchia. Le tue radici recidi da vittima, se lo subisci lo infliggi, sei vittima. Tutti smarriti, feriti in profondità. Chi lascia il passato e chi non ce la fa. Non mi convinci, ti esprimi da vittima. Questi vestiti cuciti da vittima. Se lo decidi ti pigli quello che verrà. Nessuno si prende responsabilità. Il male che hai subito è fatto a tua volta. Puoi liberartene se vuoi. Credo.
Le tue radici decidi da vittima, se lo subisci lo infliggi, sei vittima, tutti smarriti, feriti in profondità. Chi lascia il passato e chi non ce la fa, non mi convinci, ti esprimi da vittima, questi vestiti cuciti da vittima, se lo decidi ti pigli quello che verrà, nessuno si prende responsabilità. Ed eccoci qui tornati dopo Vittima di Marrakesh. Ecco, allora, oltre ovviamente per una dedica per mio fratello, ci tenevo a portare questa canzone perché ritengo che Marrakesh sia uno degli artisti usciti dalla scena hip hop italiana che più sia riuscito a creare uno stile suo unico e personale. Cioè, secondo me Marrakesh potrebbe tranquillamente fare un album completamente pop, togliendo appunto gli elementi del rap, e far venire comunque un album bello e con una sua personalità molto forte. E secondo me è questa è veramente la forza di questo artista, che riesce a parlare comunque sempre di temi importanti, non scende mai nel banale o nello scontato. Appunto qui ci porta, secondo me, a ragionare su qualcosa che è molto attuale nella società odierna, cioè questo continuo cercare di scrollarsi dalle responsabilità individuali che ha ogni persona. Questa tendenza, soprattutto in un'epoca social, dove più che far vedere il vero sé, si mostra una facciata, una maschera di quello che rispetto a quella che è la nostra vera personalità. C'è sempre questa tendenza al vittimismo e al cercare una scusante o un alibi per quello che non si riesce a fare. Quindi non c'è mai una vera missione di colpa, un prendersi una responsabilità. C'è sempre comunque un capro espiatorio su cui buttare la colpa di quello che può essere un fallimento, di quello che non può andare nella propria vita. E secondo me veramente Marra in questa canzone ci ha voluto spiegare e darci la sua su quello che è il mondo di internet e dei social al momento. Quindi cercare anche di farci capire che è più importante essere veri, mostrare quello che è il vero sé, piuttosto che continuare a vestire una maschera e non essere se stessi, non assumersi la propria responsabilità. E secondo me questo è davvero importante da parte di un artista che è tra i più grandi in Italia, uno di quelli che più di tutti può rappresentare un pezzo di storia degli ultimi 25 anni della musica italiana. È sicuramente e probabilmente l'artista rap hip hop più rispettato che abbiamo in questo paese. E vedere un testo e un album così pieno di significato, senza andare a cercare il featuring, cosa per fare numeri, metterci qualcosa che non serviva, è sicuramente qualcosa di importante. E anche vedere un artista che scrive quello che pensa e quello che in quel momento il suo stato d'animo gli porta a scrivere. Cioè è incredibile, secondo me, in un mondo dove ormai si sta andando verso un appiattimento, avere un artista così grande che riesce a portare al pubblico e scrivere qualcosa di vero e di forte, e che può portare il pubblico a fare un ragionamento.
secondo me questo è qualcosa di davvero, davvero importante. Ed ora, cari ascoltatori di Radio Libertà, andiamo verso la fine di questa puntata dedicata totalmente all'Italia, di questa puntata di Crossroads, la numero 6, con quello che era un po' il piccolo spoiler che vi ho fatto in inizio puntata, quindi andiamo con C. John con la canzone Io è morto. Che bello sarebbe avere almeno la forza per restare a guardare mentre mi taglio le vene, perché provare a dirlo in maniera più affascinante se da tempo il tempo mi seda. Una chiave c'è sempre, Michele. Mi urla forte, mi ripete lento, ma mi sembra di aspettare la morte in un mondo di porte a scorrimento. Stento, tento di sopravvivere alla voglia di vivere che ci rincara la dose di dolore invidioso di chi muore. Ed eccoci tornati con l'ultimo brano di oggi, Io è morto di C. John, che vi devo dire è stato veramente l'artista che mi ha fatto da un lato più piacere vedere ad esempio a questo Sanremo Giovani e dall'altro che mi ha fatto veramente più arrabbiare nel vedere come funziona il meccanismo di selezione a questi eventi nel 2025, cioè ti fa veramente rabbia vedere un artista che come C. John autoproduce,
ha una creatività pazzesca, perché vi consiglio veramente di recuperare, più che su Spotify, su YouTube, interamente il suo album Introspezione, perché è veramente un piccolo corto cinematografico fatto a canzone. Cioè tutte le canzoni hanno sono tutte strettamente collegate e hanno tutte una loro logica nell'andare una dopo l'altra, e tutte insieme producono veramente un piccolo corto cinematografico. Questo ragazzo ha una creatività incredibile. Appunto, lui ha scritto tutte le parti musicali di ogni brano, li produce lui, è lui il creatore, quello che sta dietro ai videoclip musicali, fa veramente di tutto, ha una creatività pazzesca. E a vedere invece a Sanremo Giovani e mandare avanti quelli che sono sempre i soliti usciti i vari talent, che siano Amici, che siano X Factor, o questo o quell'altro, veramente ti fa veramente arrabbiare, perché in un contest musicale, invece di premiare chi è il più bravo, chi ha il più talento, chi ha più capacità, viene fatto andare avanti chi ha il manager migliore, l'aggancio più forte con certi mondi e certe realtà. Questo secondo me è veramente il male della musica italiana. E se voi andate su Spotify vedrete che questo ragazzo ha poco più di 2000 ascoltatori, quando ha veramente una creatività veramente fuori dal comune, in un altro paese, portando un genere come fa lui, che è un misto di metalcore con influenze anche dalla musica progressive all'elettronica, al pop. E sarebbe veramente un artista che farebbe tanti festival e che potrebbe fare tanti tour in giro sia per l'Europa che per il mondo. Qui in Italia, e qui si ritorna a rispondere ai pinguini tattici nucleari, un ragazzo perché questo qui, cari pinguini tattici nucleari, è l'evoluzione del metal, che voi non conoscete, probabilmente neanche ascoltate, e qui in Italia non viene vista da nessuno, cioè siamo veramente in pochissimi ad ascoltare una cosa del genere, che in qualsiasi altra parte di Europa farebbe tranquillamente, riempirebbe locali e farebbe tour in grandi festival anche. E io veramente che non riesco a capire, cioè noi veramente siamo arrivati a un punto dove qui in Italia quando si parla di determinati generi si rimane veramente a 30 anni fa, perché il pubblico, quando deve andare ai grandi concerti di grandi band metal, che siano i Metallica, i Rammstein, gli Iron Maiden o qualsiasi altro grande gruppo, i Linkin Park sono arrivati, hanno fatto anche loro il tutto esaurito, cioè veramente questa gente che ascolta metal non si riesce a farla travasare verso altri artisti che sono promettenti, sono giovani e avrebbero delle grandissime potenzialità. Cioè questo è veramente triste. Cioè i pinguini tattici nucleari dovrebbero chiedersi perché dei ragazzi giovani, quando vanno a fare un concerto, non riescono mai ad andare oltre quei 20 o 30 persone che ritrovano in un locale, se va bene. Perché non c'è la cultura qui in Italia di sostenere l'underground e la musica degli emergenti? E questo qui è veramente il grosso problema che affligge questo paese. Chi vorrebbe farlo e ne ha il talento non riesce, perché economicamente non è sostenibile un qualcosa del genere. Mentre invece viene portato avanti quelli che sono degli industry plant, che vengono creati a tavolino dalle case discografiche, prodotte poi detenute da sempre 2, 3, 4 persone, e che rendono la musica italiana veramente tutto uguale. E il mio invito veramente che faccio soprattutto ai giovani, quelli che ascoltano, si affacciano alla musica metal e hanno tra i 15 e i 20 anni,
Cioè non fate veramente solo il concerto dei big, perché tutti, va bene, piace andare al concerto dei big, il concerto dei Metallica, il concerto dei Rammstein, il concerto dei Linkin Park e così via. Però andate anche nei piccoli locali, scoprite la musica di chi fa underground, chi è giovane, chi è emergente. E non abbiate paura di non conoscere il testo, le parole, perché qui in Italia siamo fissati con no, non vado al concerto perché non so a memoria tutti che ne lo so, se poi uno è un fan degli Iron Maiden che hanno fatto uscire 30 dischi, va bene che poi da Fear of the Dark sono un po' tutti uguali, però ha voglia di conoscerle tutte a memoria. Ma andate, divertitevi e soprattutto vedrete che i concerti più belli sono quelli dove non sai magari nulla e scopri quella band che poi ti vai a riascoltare, e quello lì è veramente un concerto che ti arricchisce, non è far vedere al chi è più esperto di te che guarda, sono anch'io nel gruppo, conosco tutte le canzoni a memoria. Cioè, andate a sostenere dei ragazzi come C. John che sono giovani e sono creativi e portano delle novità in questo genere, perché solamente così si riuscirà a farlo crescere. Ed ora, cari fan di Radio Libertà e di Crossroads, dopo questo breve sia racconto di C. John che sfogo personale, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ovviamente sempre dalle 3:30 alle 4:30 qui su Radio Libertà per Crossroads. A giovedì prossimo. Avete ascoltato Crossroads